Ed eccoci tornati alla spiaggia di Sugiudeu. Con noi c'era anche Natalie, una ragazza ucraina ospite insieme a sua sorella qui in Sardegna, e insieme siamo andati alla scoperta di Sugiudeu. Come avrete potuto notare all'inizio del video è presente un parcheggio a pagamento, però grande. Da lì sono 5 minuti di camminata. Vi posso consigliare semplicemente magari di portarvi delle scarpe chiuse e di cambiarle una volta arrivate in spiaggia con le scarpe aperte. Per il resto, a meno che non abbiate disabilità o problemi particolari, è una semplice passeggiata a bordo stagno. La particolarità di questa spiaggia è che, come potete notare, è una striscia di sabbia racchiusa tra la vastità del mare e lo stagno alle sue spalle, che si chiama Stangioni de Susali, ma viene anche comunemente chiamato lo stagno di Spartivento. Spartivento è un promontorio che è appunto lì accanto, raggiungibile anche tramite dei sentieri, e che dà proprio il nome invece alla zona di Capo Spartivento. Come abbiamo visto nei video precedenti, la spiaggia di Sugiudeu si chiama Sugiudeu perché è l'habitat del polpo giudeo, in sardo Pruppu giudeu, e che dà il nome all'isola e di conseguenza alla spiaggia. La zona è quella di Chia, quindi nel territorio di Domus de Maria, e da Cagliari ci si arriva tramite la strada statale 195. Sicuramente la giornata era ventosa, quindi magari non delle migliori, però per chi conosce la Sardegna sa che il vento la fa da padrone. Si stava comunque benissimo, semplicemente avrei voluto magari farvi vedere delle luci diverse, l'acqua in un altro orario del giorno, ma non avevamo nessun'altra disponibilità se non appunto andare in tardo pomeriggio, e quindi queste sono le immagini che vi ho potuto mostrare. Sono ovviamente sicura che troverete immagini molto più belle delle mie. Ho cercato quantomeno di raccontarvi qualcosa e non farvi semplicemente vedere delle immagini fini a loro stesse, ecco. Un'altra particolarità che purtroppo non è visibile dei miei video perché la giornata non era quella adatta e quindi l'acqua era un po' più alta di quanto avrebbe dovuto essere, è che si crea proprio una passerella di spiaggia dorata dalla spiaggia, insomma, fino all'isolotto di Sugiudeu. Sicuramente ci torneremo in un'altra occasione con la bassa marea proprio per farvi godere, insomma, di questo scenario veramente spettacolare. Peraltro la spiaggia, oltre ad essere grandissima, lunghissima, è anche fornita di stabilimenti e quindi potete tranquillamente affittare l'ombrellone, lo sdraio o andare al bar, insomma, trovare i bagni e quant'altro. Non perdetevi la fine del video perché c'è una piccola chicca. È una particolarità che noi avevamo riscontrato solo a Scivu, la cosiddetta spiaggia che canta. Se vi siete persi i nostri post, li trovate parecchio indietro nella nostra pagina Sardinian Wonders su Instagram. Alla fine, sulla via del rientro, finalmente abbiamo incrociato i fenicotteri, animali che io adoro e che non perdo mai occasione di ammirare, quindi mi ha fatto molto piacere perché all'arrivo non c'erano e quindi dicevo vabbè, siamo stati sfigati, non ci siamo neanche beccati i fenicotteri, e invece sì.